Sesta dall'Arcoveggio, condizionata sul miglio per cavalli di 4 anni, sono in 7, 1 Flash Italia, 2 Frozen B, 3 Fiore Cla, 4 Fuente di Mira, 5 Flash Dance Trio, 6 Fenice dei Greppi, in seconda linea 7 Firestar BFC. In chiusura Flash Dance Trio, Flash Italia, Fuente di Mira, i tre più appoggiati. Macchina che stacca con Fuente di Mira velocissima a conquistare la testa nei confronti di Flash Italia, poi all'esterno invece Flash Dance Trio. In vantaggio dunque Fuente di Mira. Flash Dance Trio riesce a sistemarsi in scia davanti a Flash Italia, più indietro Fiore Cla. I 200 iniziali molto svelti, 14 secchi per Fuente di Mira che ha preso la testa in un batter d'occhio e ora conduce al completamento del quarto iniziale, coperto in 29 netto. Flash Dance in seconda posizione davanti a Flash Italia, poi Fiore Cla a precedere Frozen B e via tutti gli altri. Intanto i 600 completati in 44,2, continua a fare andatura, 15,2 anche in curva per Fuente di Mira. Che continua a mantenere 3 lunghezze di margine, 58,4 il passaggio agli 800. Fuente di Mira che si mantiene nettamente, sbaglia però Fuente di Mira, improvvisamente l'errore di Fuente. E Flash Dance Trio si ritrova così in vantaggio quando siamo al chilometro, coperto in 1,13,8, seconda posizione per Flash Italia, poi Fiore Cla. Ovviamente nessuno dei cavalli è riuscito a progredire all'esterno. Ora Flash Dance Trio in vantaggio su Flash Italia che cerca di riavvicinarsi a 400 dalla conclusione. Flash Dance Trio e Flash Italia allunga nuovamente Flash Dance, riguadagnano un paio di lunghezze abbondanti, 3 lunghezze forse sul finire della piegata. Flash Dance Trio in addirittura d'arrivo con una quindicina di metri di margine sui rivali. Nel finale Flash Dance Trio e Otello Zorzetto vengono a dominare questa sesta corsa dall'Arcoveggio. Secondo posto per Flash Italia, al terzo finisce Fiore Cla. 1,13,6 il ragguaglio conclusivo, 59,9 a chiudere, ma quando praticamente ha sbagliato Fuente di Mira che stava andando a tutta, e i primi 800 davvero molto molto sostenuti, poi Flash Dance Trio si è ritrovata al comando, ma ovviamente con la forma che ha non si è lasciato sfuggire l'occasione di vincere agevolmente contro un comunque valido Flash Italia che ha colto il secondo posto. Il successo quindi per Otello Zorzetto per conto di Fausto Barelli e del signor Vito Claudio De Paola.